Nel 2009 abbiamo iniziato a lavorare con la pubblica amministrazione, trovando da subito la massima disponibilità sia nel comune che nella polizia locale, che è molto sensibile al problema. E da lì si sono succeduti un po' di progetti, un po' di varianti, fino ad arrivare a questa pregevole, magnifica pista addestrativa. Benissimo, un applauso! A San Giuliano un'inaugurazione che è il coronamento di un percorso durato 7 anni, nato da un'idea dei volontari dell'associazione PASAV, 400 metri di pista che riproducono tutte le situazioni che si possono incontrare sulla strada. Questo che è uno campo scuola dove si insegna un'educazione stradale, tra l'altro frequentato da ragazzi che verranno qui in bicicletta, soprattutto non ci sono le automobiline che simulano un traffico automobilistico, non interessa proprio la fascia di età della bicicletta quando cominciano a essere autonomi e devono sapere dove andare, e sperando in un futuro migliore per i ciclisti mestrini che sono un po' o molto anche indisciplinati. 50 segnali stradali di prescrizione, divieto, obbligo, indicazione, persino un passaggio a livello. Noi da sempre rileviamo in aula e con queste iniziative che facciamo sul tema della prevenzione sulla sicurezza stradale un estremo interesse dei ragazzi. Certo, c'è sempre l'aspetto ludico, i bambini e i ragazzi sono sempre ragazzi, come si suol dire, però l'attenzione è sempre massima e noi tendiamo a vedere anche dei risultati su questo.